Ciao a tutti! Anche quest'oggi vi presento una ricetta tipica veneta, gli asparagi bianchi con le uova. Gli asparagi che ho utilizzato sono gli asparagi bianchi locali e della zona della Bassa Padovana di Pernumia per l'esattezza, però possiamo benissimo utilizzare anche gli asparagi di Bassano DOP. Gli asparagi sono una pianta poliennale dal cui fusto nascono dalle gemme i turioni, che sono poi la punta commestibile, e che uscendo dalla terra bianchi e stando a contatto poi con la luce del sole diventano verdi violacei. La scoperta dell'asparago bianco è stata del tutto casuale, in quanto nel 500 ci fu una forte grandinata che rovinò il raccolto e i contadini di conseguenza raccolsero quello che era rimasto nella terra e trovarono quindi gli asparagi bianchi, li mangiarono e si accorsero che erano altrettanto buoni. Gli asparagi, prima di essere cotti, verranno puliti, poi vi mostrerò come. Dovranno essere puliti nel fusto, dalla parte quindi un po' più dura e semplicemente con un pelapatate. Poi andremo ad utilizzare le uova che andranno cotte sode e alla fine per il condimento useremo sale, pepe ed olio d'oliva. Procediamo con la pulizia degli asparagi e prima li dobbiamo lavare sotto l'acqua corrente, poi come avevo già precisato utilizziamo un pelapatate. Andremo semplicemente con una leggera pressione a togliere la parte più dura del fusto, che sarebbe poi sgradita quando andiamo a mangiarlo, e possiamo tagliare poi un pochino la parte sottostante. A questo punto gli asparagi sono stati pelati, raccolti in questo modo. Andiamo ad immergerli nell'acqua bollente precedentemente salata, li mettiamo in piedi e le punte devono rimanere all'esterno. A questo punto circa una ventina di minuti e saranno cotti. Il nostro piatto con gli asparagi e le uova sode è pronto. Le uova le ho tagliate in piccoli pezzi e conditi con olio, pepe e sale e presentato un po' in questa maniera diversa dal solito. Vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!